La capolista risponde presente. L'Ostia Mare si presenta sul campo del Club Olimpico Romano imponendosi addirittura con una manita. Sesta vittoria di fila per i lidensi che continuano a volare alto. I numeri parlano di un attacco da sogno e di una difesa che non concede gol da 5 partite. Un risultato troppo severo forse per i padroni di casa che approcciano bene la gara offrendo un primo tempo di valore. L'Ostia Mare infatti è brava a colpire nell'unica sbavatura della prima frazione. Di Vita batte questa punizione dalla destra con un cross non irresistibile. La difesa però non si oppone e la palla rimbalza per poi scorrere in fondo al sacco. Si pensava a un tocco fulmineo in area di rigore, ma tutta l'Ostia Mare va a abbracciare proprio il numero 11. Non l'ha presa nessuno, il gol è di Vita. Una situazione pressoché identica si ripropone poco più avanti, ancora dalla destra Di Vita mette al centro, il portiere smanaccia lasciando lì il pallone, i lidensi lo buttano in porta ma tutto viene annullato per fuorigioco. Immagini che passano alla ripresa, nei primi minuti lo spartito sembra uguale ma al quarto d'ora si accende il core, Scalera si esibisce in una buona giocata per poi andare lungo da Roncoloni, di prima il 13 la gira da Maurizi che poi imbuca per i Piccini. Il 21 fa tutto bene tranne il tiro che finisce fuori, ma che azione dei locali. L'Ostia Mare capisce che non c'è da scherzare e preme sull'acceleratore. Occulto vince un rimpallo, poi la sfera gli va addosso sul rinvio, Lotto non se lo fa ripetere e si inoltra. Cross sul secondo palo dove sbuca Morelli, l'attaccante entrato da nemmeno 3 minuti scarta il cioccolatino del compagno raddoppiando praticamente a porta vuota. Impatto fantastico del 20 che dall'ultima spinta alla valanga bianco-viola. Passa appena un minuto e i ragazzi di Lisandrelli sono di nuovo nell'area avversaria a gestire sempre Occulto che al limite allarga per Di Vita. Controllo, sterzata per evitare il difensore e tiro in porta fulmineo, 3-0 e doppietta per l'attaccante lidense, decisamente in giornata. L'11 infatti non ha ancora chiuso i conti, altra apertura per lui, stavolta un po' lunga. Di Vita va a prendere il pallone, lo raccoglie, ragiona, poi crossa, il compagno si tuffa ma non prende il pallone, non la prende nemmeno Caprini e la palla sfila ancora, 4-0, poker lidense e tripletta per Di Vita, davvero in stato di grazia. Nel finale arriva il meritato coronamento anche per Occulto, ennesimo recupero palla alto per il centrocampista che poi non ci pensa 2 volte e va in porta. Boyle che piega le mani del portiere ed è manita, gara perfetta dei biancoviola che non lasciano nulla al caso. 3 punti che permettono all'Ostia Mare di tenere ben salda la vetta.